Francisco Bruno Niscia, premio Nobel dell'86 per la pace. Premio Nobel per l'86 sulla pace. E allora parliamo un poco della Sicilia e l'influenza che ha nel mondo per questo genere di lavoro. È importante capire molto bene che cosa è la pace. La pace non è qualcosa misteriosa, qualche elemento extraterrestre. La pace per ognuno di noi significa imparare a convivere con gli altri. Per questo quando si parla di pace dobbiamo precisare che la pace nasce come un processo di integrazione, cioè ci deve essere una educazione e una cultura alla pace. Cultura alla pace significa cultura alla convivenza, perché una persona possa convivere con gli altri deve sviluppare fondamentalmente i suoi attributi umani, che sono imparare il rispetto per l'altro, imparare a essere comprensivo, a essere tollerante e fondamentalmente a rispettare le differenze. Quindi l'essere umano è un essere prezioso quando può acquistare questi valori essenziali per la sua vita. E i siciliani, che è molto importante capirlo, è un paese che sempre ha dimostrato sviluppare come processo fondamentale della vita i processi affettivi. Il siciliano è uno che ha portato avanti sempre il cuore avanti, il senso dell'amicizia, il senso dell'amore al paese, il senso di una certa dignità. Sono elementi fondamentali per il processo di sviluppo della pace, perché se io non ho preso questi valori fondamentali di imparare che cosa è il bene, che cosa sono i sentimenti, a voler rispettare la mia dignità di persona, sapendo che io attraverso un comportamento di pace porto avanti un rispetto per gli altri, un apprezzo per gli altri, senza questa cosa qui non può esistere la pace. Per quanto riguarda la Sicilia, che si trova in questa situazione economica complessa che ha a che fare sicuramente con questioni di pace e con questioni di guerra in tutto il pianeta, lei come vede una possibile soluzione per la Sicilia futura, sempre parlando di pace? Qual è la posizione della Sicilia nello scacchiere mondiale? La Sicilia è un posto dove ci sono delle grandi potenzialità umane, di sentimento, di intelligenza e di lavoro. Quello che deve fare la Sicilia fondamentalmente è cercare di togliere di sopra tutta questa situazione di malavita che ha fatto confondere i valori dei siciliani. Ma come noi abbiamo visto in questi giorni, la malavita ha a che fare anche con i politici ad alto livello, quindi anche presidenti, deputati, parlamentari di Roma, quindi la situazione è molto più complicata della malavita cosiddetta locale. Se lei mi consente, dobbiamo fare una storia di qual è il senso della malavita. Una volta quello che adesso si chiama malavita era un senso fondamentale di rispetto alla dignità dei siciliani che non potevano sviluppare i suoi valori di popolo e di nazione. Quindi la mafia, lei sa molto bene cosa vuol dire. Morte ai francesi, l'Italia ce la farà. Quindi è importante capire che la mafia nasce come un movimento di rivendicazione di giustizia dal basso, ma dopo questa cosa qui, quando sono entrati fondamentalmente attraverso quello che è stato la lotta di classe, i patroni e i baroni della Sicilia hanno saputo portare avanti un discorso attraverso il quale hanno fatto capire che la trasgressione, che la malavita era il vero senso della vita dei siciliani, e su questo, lei mi deve scusare, dobbiamo capirlo molto bene. Io sono in Sicilia e in Messina da più di 20 anni. Io sono venuto qui con il professore Catalfamo, ordinario di pedagogia e di psicopedagogia, a fare
una relazione alla Peloritana sulla problematica di quello che è la pace. Allora, in quel momento, qui in Sicilia girava un libro chiamato Uomo di parola, che significava innalzare, idealizzare quello che significa essere mafioso. Allora, in un incontro che io ho avuto con i salesiani, con i ragazzi del Salesiani, abbiamo ragionato e io ho fatto una domanda: ma voi perché avete così tanto rispetto della malavita e della mafia? E un ragazzo mi disse: beh, perché sono quelli che dimostrano avere più coraggio di vivere, non hanno paura della morte. E io ho detto: ma tu parli sul serio? Ho detto: come tu puoi dire che è un atto di coraggio quando uno, due o tre si mettono d'accordo in una maniera assolutamente vegliacca di fronte a una persona che non si può difendere, l'ammazzano? Come tu puoi chiamare questo un atto di coraggio? Questo è un atto di grande vegliaccheria, questo dobbiamo capire. Va bene, la ringrazio, grazie, arrivederci. Ci siamo d'accordo? Ecco qua. È arrivato Leon Luca Orlando a Messina per l'elezione dei deputati al Parlamento siciliano del 13 e 14 aprile. Fino ad oggi siamo sicuri solo di questa elezione, perché non si sa se verranno rinviate quelle del Senato e della Camera. È arrivato in questo momento, sta parlando con i giornalisti.